L'Atletica Vicentina. E al terzo tentativo Beatrice Fiorese supera 1,74, quindi ancora due atlete in gara a 1,74. Atleta di notevole potenzialità, l'atleta di Cassola in forza all'Atletica Vicentina. I personali, gli accrediti di questa terza serie sono tutti pochissimo al di sopra degli 11 secondi, quindi potrebbe anche uscire un risultato buono al di sotto degli 11 secondi in questa terza serie. Sale a 1,76 l'asticella nell'alto e parte la terza serie. Ancora valida la partenza in corsia 3, vediamo che si mette in luce Federico Polo della Via Tecno Marconna, ma in 6 avanza sul finale, va a vincere Nicolò Ceola e purtroppo non si ferma il display e adesso i cronometristi si diranno il tempo ufficiale. C'è un atleta che se n'è andato dal triplo con le scarpe chiodate, non credo che possa andare molto lontano con le scarpe chiodate, può passare e prendersi le scarpe da riposo nella panchina davanti alla pedana del triplo. 11,07 il tempo del vincitore Nicolò Ceola dell'Atletica Vicentina. Nell'asta si sale a 4,20, mentre tra poco andremo ai tentativi a 1,76. Eccola. Beatrice Fiorese che sale altissima al di sopra del 1,76, ma poi ci ricade sopra. 4,20 nell'asta e nella quarta serie abbiamo in corsia 1 Gianluca Basso Vicentina, in 2 Mattia Crivellaro Vicentina, in 3 Leonardo Cecchetti Assindustria Sport Padova, in 4 Nicolò Benedetti Gruppo Atletico Bassano, in 5 Andrea Fantin Cilca Ultralight ed in 6 Claudio Tonet Gruppo Sportivo La Piave 2000. Nel giavellotto siamo al terzo turno di lanci. Quarta serie in pieno svolgimento, in corsia 4 Nicolò Benedetti del Gruppo Atletico Bassano e va a vincere Benedetti probabilmente davanti a Gianluca Basso. 11,12 il suo tempo ufficioso. Infatti facciamo 11,10 se no.
Nella quinta serie, corsia 1 Giulio Bonotto Vicentina, in 2 Luca Favero Silica Ultralight Vittorio Veneto, in 3 Marco Zandomeni Ghiana Atletica Feltre, in 4 Federico Florio Gruppo Sportivo La Piave 2000, in 5 Matteo Sandonà Atletica Vicentina ed in corsia 6 Michele Dianin Ass Industria Sport Padova. Gottardo in pedana. Per la premiazione dei 100 piani donne, mentre va in pedana Beatrice Fiorese per il secondo tentativo 1,76. Non riesce, 69-34, intanto il lancio di Leonardo Gottardo che lo porta al comando della classifica e parte la quinta serie. Serie, molto equilibrio in questa quinta serie, vediamo forse in corsia 6 Michele Dianin della Industria Sport Padova 11,46 ufficioso, mentre Antonio Fent chiama la clac e aiutiamolo, forza. Sesta serie, in corsia 1 Nicola Biasuzzi, in 2 Marco Moschetto, in 3 Nicolas D'Ademo, in 4 Leonardo Soldati, in 5 Alessandro Toffolo ed in 6 Alberto Cecchetto. Tutti i personali che vanno dagli 11,40 agli 11,50. Beatrice Fiorese, terzo tentativo a 1,76. E conclude con questo salto, ma riceve l'applauso della tribuna Beatrice Fiorese che ha polverizzato il precedente primato personale portandolo a 1,74 nel corso di questa gara. Vediamo ora quanto chiederà Elena Vallortigara, che è rimasta sola in gara. Ricordo che il salto triplo femminile
si disputerà in due serie. La prima serie inizierà alle ore 15:45 anziché 17:45, chiedo scusa, anziché alle ore 18. 17:45 la prima serie e poi a seguire la seconda. Ovviamente nella seconda serie ci saranno le atlete con le migliori misure di accredito. Elena Vallortigara, primo tentativo a 1,80. Partita la sesta serie, mentre Guido Donato della Ponzano, terzo tentativo a 4,20. In corsia 2 la spunta Marco Boschetto dell'Atletica Vicentina con 11,32. Primo errore sulla quota di 1,80 per Elena Vallortigara, mentre chiamo per la premiazione dei 100 piani donne Martina Favaretto, Laura Strati e Martina Lorenzetto. Favaretto, Strati e Lorenzetto alla zona del cerimoniale per la premiazione dei 100 piani. Nella serie numero 7 in corsia 1 Elia Bottazzo, in 2 Coffi Quartei, in 3 Carlo Lorenzini, in 4 Filippo Livotto, in 5 Enrico Sciuscio ed in 6 Stefano Maniscalchi. Mentre nell'asta in pedana Matteo Miani al primo tentativo a 4,40. Matteo Miani, Silca Ultralight, Vittorio Veneto. Nel giavellotto si stanno individuando gli 8 finalisti. Parte la serie numero 7. Magari adesso ti fa una mai per quella ma sei noto Partita la serie numero 7. In corsia 6 la spunta Stefano Maniscalchi, Anna Atletica Feltre. Ancora un errore, 11,46, tempo ufficioso, ancora un errore di Elena Vallortigara, ha ancora un tentativo sulla quota di 1,80, mentre nel salto con l'asta siamo a 4,40 e va in pedana questa misura Alberto Vella, Assindustria Padova. Leonardo Visentin, Treviso Atletica, è pregato di portarsi in pedana per la finale del giavellotto. Leonardo Visentin, Treviso Atletica, ha acquisito il diritto alla finale del giavellotto, quindi se è qui è pregato di portarsi rapidamente in pedana. Nella serie numero 8
mentre l'asticella è salita a 4,60 nell'asta. Serie numero 8 Paolo Galletta in corsia 1, Giacomo Fiorindo in 2, Simone Tarantino in 3, Matteo Polo in corsia 4, Riccardo Faliva in 5 e Damiano Raniero in corsia 6. Elena Vallortigara terza. Allora Maxwell, tempo 94. Ora un errore di Elena Vallortigara che conclude qui la sua gara e tornano sui blocchi i concorrenti della serie numero 8. Nell'asta siamo a 4,60. E tra poco inizierà la finale del giavellotto maschile. Partenza valida di questa serie numero 8, in corsia 3 si fa vedere Simone Tarantino ed è Tarantino che va a vincere con 11,51 ufficioso. Martina Favaretto è attesa alla premiazione dei 100 piani. Attenzione, comunicazione per le concorrenti del secondo gruppo del triplo femminile. Le concorrenti del secondo gruppo devono portarsi alla call room per le 18:15, quindi 18:15 secondo gruppo alla call room triplo femminile. Inizia la finale del giavellotto maschile e va in pedana Visentin. Potrebbe aver ottenuto il personale proprio la miglior misura proprio con questo lancio, primo lancio di finale. Intanto nell'asta ha superato al primo tentativo la quota di 4,60 Nicola Tronca nella Silca Ultralight Vittorio Veneto. Alberto Temporin, primo lancio di finale del
Giavellotto, mentre la serie numero 9 è così composta: in corsia 1 Gilberto Rodriguez della Biotecna Marcon, in 2 Giovanni Tocco della Sinistria Padova, in 3 Giovanni Gianelli Bentegodi, in 4 Davide Solmona Vicentina, in 5 Alberto Battistuzzi Ultralight Dario Veneto ed in 6 Andrea Costa Atletica Nevi. Poco sopra i 45 metri, temporin, ed ora va. Questo è il giavellotto di Thomas Fabrici. Partita la serie numero 9, mentre richiamo ancora Martina Favaretto alla premiazione dei 100 piani femminili. In corsia 6 la spunta in questa serie numero 9 Andrea Costa con 11,72. Martina Favaretto starà festeggiando, ma è pregata di venire alla premiazione dei 100 piani perché le compagne di podio la stanno attendendo. Nella serie numero 10, serie numero 10 con Riccardo Marostica, in corsia 1 Jonathan Ultini, in 2 Leonardo Giacometti, in 3 William Kazim, in 4 Alex Zabot, in 5 e Abderrahman Ella Omari dell'Atletica Feltri in corsia 6. Jordan Zinelli, primo lancio di finale. Mi sembra anche piuttosto buono questo lancio di Zinelli. 54, no, inferiore ai precedenti. Mentre Alberto Bella non supera l'asticella al secondo tentativo a 4,60. E nel giavellotto va in pedana Antonio Fent. Sembra buono questo lancio di Antonio Fett mentre si sta correndo la 10ª serie. Vediamo la misura. 10ª serie vinta in corsia 5 da Alex Zabot dell'Anatetica Feltre, 68,95, e si pone al secondo posto di classifica Antonio Fett dietro a Leonardo Gottardo. E va ora in pedana Leonardo Gottardo, che è alla ricerca della fettuccia dei 70 metri ormai. E ancora un buon lancio di Leonardo Gottardo, questo potrebbe essere al di sopra dei 70, vediamo la misura. Mentre sono pronti i concorrenti della serie numero 11, vediamo la misura di Gottardo, poi no, è inferiore, 66,74. Federici in corsia 1 per Treviso Atletica, Morao in 2, Rossetto in 3, Facci in 4, Garofalo in 5 e Paronetto in 6. In
questa 11ª serie dei 100 piani uomini. Inizia il quinto turno di lanci nel giavellotto intanto. La rottura del ghiaccio. Undicesima serie e vediamo in corsia 1. In corsia 1 Mattia Enrici Maurizi che vince con il tempo ufficioso di 11,87, che sarebbe anche il suo nuovo primato personale. Alberto Vella, secondo tentativo a 4,60, se è vero quello che appare sul tabellone. E andiamo alla premiazione dei 100 piani donne, alla presenza del presidente del comitato provinciale della FIDAL di Venezia, Vito Vittorio. Al terzo posto, con il tempo di 12,45 per l'atletica Silca Conegliano, Martina Lorenzetto. Seconda, con 12,44 per l'atletica vicentina Laura Strati. E ha vinto la gara con 12,18 la giovane junior del Coin Venezia, Martina Favaretto. Serie numero 12 con Stefano Marangon, Davide Vallisari, Marco Trevisin Bisetto, Andrea Berto, Francesco Dal Pozzo e Alessandro Serra dalla prima alla sesta corsia. Nicola Coppetti pedana per il quinto lancio della Silvestre Padova, per il quinto lancio nel giavellotto. Mentre salto positivo a 4,70 per Nicola Tronca. Pronti dietro ai blocchi i concorrenti della serie numero 12.